Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Chiederemo alla Procura, se non archivia prima, di accedere all'intero fascicolo per poter vedere ad esempio le foto del cadavere, quelle scattate in fase di autopsia e nel momento del ritrovamento del corpo, i vetrini. Lo ha anticipato l'avvocato Nicodemo Gentile che assiste Sergio Resinovic, fratello di Liliana, la donna scomparsa il 14 dicembre scorso da Trieste, il cui corpo era stato trovato il 5 gennaio in un boschetto poco distante dalla casa. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per il parziale ribaltamento di un autoarticolato agricolo trasportante uva sulla strada statale 13 all'altezza dell'incrocio con Viale Grigoletti. L'incidente comportava forti disagi alla circolazione a causa della chiusura di due corsie in prossimità dell'importante snodo stradale per effettuare in sicurezza le complesse operazioni di rimozione dei veicoli. I pompieri provvedevano inizialmente a liberare la sede stradale dal carico d'uva parzialmente fuoriuscito dal rimorchio e poi con il supporto dell'autogru giunta dalla sede centrale liberavano il trattore che era bloccato a cavallo di un muretto con una ringhiera incastrata sotto il mezzo e successivamente sollevavano il rimorchio per consentire la sostituzione di una ruota della ralla danneggiata. L'intervento si concludeva poco prima delle 13. Nessuna persona rimaneva ferita nel sinistro. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Porcia. In Friuli Venezia Giulia su 4.587 test e tamponi sono state riscontrate 655 positività al Covid. Nel dettaglio, su 2.231 tamponi molecolari, 160 nuovi contagi. 2.356 test rapidi antigenici realizzati, 495 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 155. Nella giornata odierna si registrano 5 decessi. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.